Duplice omicidio a Racalmuto, moglie e marito uccisi a colpi di mannaia, fermato per il brutale delitto il figlio. Aereo dell'aeronautica militare precipita a Trapani, ritrovato il corpo del pilota. Terremoto in giunta Amici. Oggi vi mostriamo un video dell'ex assessore del comune di Agrigento, Roberta Lala. Intanto Forza Italia si dichiara indipendente, ma perde il capogruppo Simone Gramaglia. Caro Energie, le imprese dovranno sospendere l'applicazione delle nuove condizioni economiche, mantenendo o ripristinando i prezzi praticati prima del 10 agosto 2022. A Porto Empedocle, invece, le tasse aumentano. A Favara, al cortile Antinori, mercatini di Natale, laboratori del riciclo e il presepe vivente. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo del duplice omicidio di Racalmuto, moglie e marito uccisi a colpi di mannaia, fermato per il brutale delitto il figlio con problemi di droga ed anche psichici. Si era cambiato e vagava per le vie del paese. Assurdo l'interrogatorio, gli inquirenti hanno assistito a frasi senza senso. I dettagli nel servizio. Nel cuore della notte è scattato il fermo di Salvatore Sedita, il figlio 34enne della coppia trovata in un lago di sangue ieri pomeriggio in casa a Racalmuto. Drammatica la scena scoperta da una delle figlie. Giuseppe Sedita, 64 anni, e Rosa Sardo, 62 anni, erano riversi per terra, abbracciati, colpiti a morte da decine di coltellate. I primi sospetti dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento, diretto dal colonnello Vittorio Stingo, si erano subito orientati verso Salvatore Sedita, indicato dai vicini come un giovane problematico con problemi psichici. Negli ultimi giorni erano stati sentiti continui litigi tra il figlio e i genitori, ma niente faceva presagire un epilogo così drammatico. Ieri sera doveva essere peraltro una serata di festa. Giuseppe Sedita era andato in pensione dopo una lunga carriera nella forestale e la famiglia aveva organizzato una festicciola. Però da alcune ore la coppia non rispondeva e una delle figlie si è insospettita. Arrivata nell'appartamento dei suoi in contrada stazione, ha fatto la drammatica scoperta. Intanto Salvatore Sedita vagava tranquillo per il paese. Dopo il delitto si era anche cambiato. È stato interrogato tutta la notte, fermato dai carabinieri con l'accusa di aver trucidato con una mannaia il padre e la madre. Una storia complicata quella di Sedita, caratterizzata da maltrattamenti ai familiari, uso di sostanze stupefacenti e, secondo una prima ricostruzione, anche problemi psichiatrici. L'indagato, difeso dall'avvocato Ninni Giardina, ha risposto alle domande del sostituto procuratore Gloria Andreoli, delineando il rapporto con i genitori e ipotizzando scenari al momento inverosimili. Dice di chiamarsi in un altro modo, che in realtà Giuseppe Sedita e Rosa Sardo non sono i suoi genitori, ma ha aggiunto anche di essere sottoposto ad incantesimo, di vedere i fantasmi, di aver incontrato anche l'uomo nero. A domanda specifica su chi avesse ucciso, marito e moglie Sedita, risponde di aver visto un uomo armato di macete e con tatuaggi sul viso e di essere scappato. Il delitto sarebbe stato compiuto ieri ad ora di pranzo, mentre le vittime stavano mangiando. Frasi e ricostruzioni che non sembrerebbero avere una logica, un senso. Per questo motivo saranno effettuati esami di natura psichiatrica per valutarne le condizioni di salute mentale. Intanto il procuratore Salvatore Velle e il sostituto Andreoli hanno firmato il provvedimento di fermo, chiedendo al GIP la convalida. L'uomo fermato, per il suo avvocato difensore, andava curato e messo in comunità perché evidenti sono stati i problemi di natura psichiatrica alimentati a dismisura dall'uso del crack. Già sottoposto a procedimento penale per maltrattamenti e lesioni in danno all'ex moglie Sedita, adesso dovrà anche rispondere di maltrattamenti e lesioni in danno ai suoi genitori, protrattati nel tempo. Ieri notte, durante l'interrogatorio, non ha confessato di aver ucciso i suoi genitori, che ha aggiunto non sono i suoi genitori, chiamandoli signor Giuseppe e signora Rosa. Emblematica la frase ad inizio interrogatorio quando afferma davanti agli inquirenti: io in questo momento indosso la maschera di Sedita Salvatore Gioacchino, in realtà sono Emanuele De Vita. L'uomo ha anche detto di essere un sensitivo, di avere le visioni e di sentire strane entità. Aereo dell'aeronautica militare precipita a Trapani, ritrovato il corpo del pilota. C'è il servizio.
È stato individuato dalle squadre di soccorso a terra nei pressi di alcuni rottami del velivolo il corpo senza vita del pilota del caccia Eurofighter del 37° Stormo di Trapani precipitato nel tardo pomeriggio di ieri. Si tratta del capitano Fabio Antonio Altruda, 33 anni, celibe, originario di Caserta, ufficiale pilota che ai comandi del caccia monoposto stava rientrando alla base da una missione di addestramento quando, per motivi ancora da accertare prima di avviarsi all'atterraggio, è precipitato al suolo. L'impatto, dal quale non risultano danni a persone o cose, è avvenuto in una zona agricola circa 5 miglia a sud-est della base aerea siciliana. La notizia è stata comunicata ai genitori del giovane ufficiale, ai quali il capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, a nome dell'intera Forza Armata, si stringe in un profondo segno di vicinanza e cordoglio. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine, sono intervenute immediatamente squadre di soccorso e team specializzati della Forza Armata che stanno continuando ad operare per mettere in sicurezza e circoscrivere l'area dell'impatto. Il capitano Fabio Antonio Altruda era entrato in aeronautica militare con il corso regolare IBIS V dell'Accademia Aeronautica di Pozzuoli nel 2007. Pilota combat ready sul velivolo Eurofighter in forza al 37° Stormo di Trapani. Dal marzo del 2021 aveva all'attivo centinaia di ore di volo, molte delle quali effettuate anche in operazioni fuori dai confini nazionali in attività di air policing NATO. È grande il dolore oggi a Trapani, Marsala, al 37° Stormo, e non solo per quanto accaduto ieri. Il giovane pilota, morto per essere precipitato nelle campagne di Misili Scemi, ha lasciato un segno. Note di cordoglio sono arrivate dal sindaco di Marsala, da quello di Trapani, dal presidente della regione Schifani e dal ministro della difesa Crosetto. Ho seguito con apprensione l'evolversi della drammatica vicenda, afferma il sottosegretario Perego. Nella notte è arrivata la notizia sconvolgente del ritrovamento del corpo del capitano Fabio Antonio Altruda. Con grande dolore esprimo le mie condoglianze per la grave perdita ai familiari di Fabio, al generale Goretti. Sono tristemente vicino a tutta la Forza Armata. Il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, a nome dell'intera città, esprime anche lui profondo cordoglio. L'Italia intera piange. Un fedele servitore dello Stato, alla famiglia, a tutti coloro i quali gli hanno voluto bene, ed all'aeronautica militare giungano le sincere condoglianze dell'intera comunità trapanese. I militari che lavorano a Birgi frequentano i locali di Trapani e di Marsala, e molti esercenti e ristoratori oggi si uniscono alle condoglianze per quanto accaduto. Da quando è arrivata ieri sera dalla torre la notizia del velivolo disperso, abbiamo seguito con apprensione da vicino la vicenda, che, ai noi, si è conclusa con la perdita di un valoroso servitore dello Stato. Da presidente dell'aeroporto di Trapani, che con il 37° Stormo condivide l'aeroporto in una idilliaca, rispettosa e proficua convivenza. Da uomo e da padre desidero esprimere un forte cordoglio alla famiglia del pilota Fabio Antonio Altruda, che ieri ha perso la vita, e a tutta l'aeronautica militare. Così ha dichiarato invece il presidente di Airgest, società di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi, Salvatore Ambra. L'aeroporto civile ieri, dopo l'accaduto, è stato chiuso con il dirottamento a Palermo dei voli provenienti da Pantelleria, Roma, Fiumicino. Oggi invece le attività sono riprese in modo regolare. Al comune di Agrigento c'è aria di cambiamenti sia in giunta che in consiglio comunale. La nuda cronaca dei fatti scandisce questi eventi. 10 giorni fa le dimissioni dell'assessore Francesco Picarella, seguite da quelle di Roberta Lala. Quest'ultima, in un lungo video che vi mostriamo integralmente, spiega la sua verità, ovvero apprende dal suo compagno che presto decadrà la sua posizione a causa di un imminente rimpasto, ed allora decide di lasciare. Intanto il coordinatore provinciale di Forza Italia, Margherita La Roccaruvolo, fa sapere che il partito non ha nessuna intenzione di rientrare nell'esecutivo Miccichè, confermando di voler rimanere all'opposizione costruttiva.
Terzo ed ultimo passaggio riguarda il consigliere Simone Gramaglia, dichiaratosi da poco indipendente. Il suo ruolo di capogruppo di Forza Italia, conquistato grazie al fatto che è risultato il più votato all'interno del partito, passa adesso a Carmelo Cantone e qualcuno vocifera la possibilità che Gramaglia possa essere uno dei nuovi assessori della giunta Miccichè. Ma facciamo adesso un passo indietro per dar spazio all'uscente Roberta Lala. Vediamo. Io ho deciso di fare un comunicato che spieghi il motivo delle mie dimissioni. Volevo fare una conferenza stampa, ma non me la sono sentita perché purtroppo ho un po' di febbre e non sto molto bene, ma credo che così come ci abbia messo la faccia a svolgere il mio assessorato, voglio farlo anche adesso che ho deciso di lasciarlo. Ringrazio il sindaco perché mi ha dato questa opportunità, relegandomi due deleghe per me preziose, che sono la protezione animali e le pari opportunità. Molto probabilmente sono più conosciuta come assessore alla protezione animali perché le mie azioni sono state evidenti, ma non sono state di meno quelle per le pari opportunità, in quanto non sono adesso molto visibili, ma io ho partecipato a tutti i bandi che il Ministero ha proposto, che il PNRR ha proposto. Diciamo che io in questa esperienza ho riscontrato notevoli difficoltà a portarla avanti. Il mio obiettivo era quello di aprire un ambulatorio comunale, che non c'è mai stato, un progetto del 2010 che non è stato mai portato a compimento e che mi ha vista da sola a doverlo realizzare. Da sola perché non sono stata supportata dall'allora dirigente a ramo, da sola perché non l'ho detto questo nel corso del mio assessorato, lo dico adesso che non sono più assessore, non c'erano i fondi, quindi non mi sono neanche preoccupata di dovermi mettere le mani in tasca, di andare anche con le mie mani a pitturare e a fare tutti i lavori anche umili che servivano pur di portare a vita un progetto che mi stava molto a cuore e secondo me purtroppo in maniera così forte stava a cuore soltanto alla mia persona. Ovviamente il sindaco in questo era d'accordo e ha trovato in me la forza giusta per poter realizzare l'obiettivo. Credo che l'ambulatorio è fondamentale per redimere o quantomeno per far diminuire il randagismo. Questo è un ambulatorio dove si sterilizzano anche i gatti perché sono state istituite le colonie feline, cosa che prima non esisteva. L'ambulatorio è anche operativo, ma vede anche come impiegata la mia unica persona, perché purtroppo io non ho dipendenti comunali che possano occuparsene, per cui mi sono testimoni anche medici che vengono a praticare le sterilizzazioni. Io ogni giovedì vado a lavare i ferri, il pavimento, e non me ne vergogno a dirlo, pur di far andare avanti il servizio. Non voglio parlare di importi che ho speso, voglio dire soltanto che non mi sono preoccupata degli ostacoli, mi sono solo preoccupata di raggiungere l'obiettivo. Mentre per quanto riguarda, ho fatto anche delle campagne di sensibilizzazione piccole, che sono quelle del donare le ciotole, però avevano un significato, quello di sensibilizzare la cittadinanza, perché purtroppo questo assessorato alla protezione animali è un assessorato che devo dire è stato anonimo, un assessorato che anche nelle amministrazioni precedenti non ha avuto il giusto risalto. È vero, magari io l'ho dato perché io ho la passione per gli animali, perché riconosco il loro degli esseri puri, riconosco il loro degli esseri che comunque ti sono riconoscenti e che al contrario delle persone di alcune persone hanno una loro dignità. Per quanto riguarda la protezione, l'assessorato alle pari opportunità, quello che ho presentato è un bando sui beni confiscati che è in itinere, un altro bando che riguarda la promozione contro la violenza sulle donne, ho anche donato un monumento che si trova all'inizio di Porta di Ponte ed un bando che è stato aggiudicato che è lo sportello di ascolto LGBT che è attualmente operativo, e anche per fare questi bandi ho avuto notevoli problemi. Certo, non posso dare tutta la colpa a questa amministrazione, perché chiaramente la situazione comunale che abbiamo trovato non è delle migliori.
e quindi manca il personale, ci sono stati notevoli disagi che ho riscontrato io e penso anche gli altri colleghi assessori. Però cosa succede? Perché mi dimetto? Io sono una persona che odia l'ipocrisia, quindi dire che mi dimetto perché ho altro da fare, ho altri impegni, sarebbe ipocrita da parte mia. Io amo fare la politica, amo essere a servizio della città, ho risposto a tutte le chiamate anche dei numeri che non conoscevo e me ne dà atto alla cittadinanza perché sono sempre stata presente e reperibile oltre quello che era il mio ruolo. Mi dimetto perché, ed è scritto anche in alcuni atti di indirizzo, ce ne sono almeno una ventina di atti di indirizzo, mi scade il contratto del soccorso animali. Io rappresento la protezione animali e quindi non posso permettere che un animale ferito, incidentato o che abbia bisogno di soccorso non gli venga dato. Siccome il Comune ha delle difficoltà economiche che non sono dipese da questa amministrazione, attenzione, non sono dipese da questa amministrazione, ma se questa amministrazione c'è, così come ho trovato io le soluzioni per aprire l'ambulatorio, deve trovare le soluzioni per risolvere il problema. Il problema del soccorso animali non è stato risolto. Io ho mandato un'email dove dico che finché io metto piede al Comune non ci sarà un animale che non verrà soccorso, per cui avevo dato a settembre la disponibilità di dire ai vigili urbani con email mandata al loro dirigente di non dire alle persone che chiedevano soccorso che il servizio non c'è più, di passare a me le chiamate e avrei provveduto economicamente io con enormi sacrifici a farne fronte. Così è stato, ovviamente così può essere per un periodo. Io non sono milionaria, sono un imprenditore con le difficoltà che oggi riscontrano le imprese e quindi non potevo fare fronte a questo. Infatti ho detto in un'email mesi fa che se questa situazione non si aggiustava avrei dato le mie dimissioni. Ma c'è di più. Parlando col mio compagno ho detto in questa data che avrei dato le dimissioni perché non veniva rinnovato il contratto, però volevo lasciare qualcosa, quindi ho detto al mio compagno che si occupa di consulenza se magari si poteva far aprire il Comune un conto corrente e fare dare delle donazioni che sarebbero servite poi a fare il soccorso animali. Il mio compagno mi guarda e mi dice: ma Roberta, ti stanno facendo il rimpasto, quindi tu non sei più gradita, o quantomeno ti deve dare spazio ad altri per meccanismi politici ai quali non voglio entrare, perché io ricordo che in questo momento io non ho schieramento politico, avevo un'alleanza iniziale ma non ho mai conferito e non mi sono mai iscritta a nessun partito, quindi sono una persona libera. A questo punto chiamo l'alleato politico per sapere, perché mi sembra anche leale che un alleato te lo dica e tu non lo venga a sapere attraverso altre persone. L'alleato politico mi conferma quello che dice il mio compagno, ma io ero comunque intenzionata a dimettere e lo riscontrano gli atti di indirizzo datati. Faccio un passo indietro, il sindaco, pur ritenendo che io sia una persona valida, penso che si debba dare spazio ad altre persone, per cui c'è stata questa congiuntura del rimpasto ma anche della mia arrabbiatura nel non aver potuto proseguire in dei progetti che io volevo proseguire, di cui la città ha bisogno perché siano fatti progressi e passi avanti per il randagismo. Confermo che continuerò a fare politica perché a me piace essere a servizio della città e non ho paura comunque di farmi delle inimicizie. Io sono una persona che cammina a testa alta, al servizio della città e non al servizio dei meccanismi politici. Per cui sono stata anche chiamata per dire di non essere violenta nel mio messaggio di videocomunicazione, ma io voglio semplicemente essere spontanea, non ce l'ho con nessuno, ognuno fa il suo percorso. Io auguro a questa amministrazione fortuna, auguro
che posso trovare persone che ci mettono l'anima così come ce l'ho messa io, che non si confondano laddove ci siano necessità a dire apertamente quello che pensano, come sto facendo io. Non ho paura di farmi inimicizie, perché comunque la politica è anche farsi inimicizia. Non so in quale partito confluirò più avanti, perché adesso io mi voglio riposare e voglio pensare a me stessa, ma sicuramente nessuno mi toglierà la facoltà di controllare da cittadina come viene svolto il servizio alla protezione animali, perché mi sta a cuore. Nessuno mi può bloccare nel vedere come verranno soccorsi gli animali, nessuno mi può bloccare a vedere come verrà trattato l'ambulatorio che io solo ed esclusivamente con la mia volontà ho aperto. Quindi sfido chiunque verrà dopo di me a fare tanto quanto ho fatto io e di non fare perdere i servizi, perché gli animali sono esseri preziosi. Gli animali sono importanti per la città, perché i turisti che vedono tanto randagismo e anche l'immagine della città. I processi di sensibilizzazione e rispetto per gli animali hanno i loro tempi ed erano iniziati, per cui io in questo sarò severa e sarò presente anche come cittadina. Sicuramente molti cittadini mi potranno dire: perché non ha fatto dell'altro? Perché io avevo queste deleghe. Un'altra delega che mi sono scordata è quella dei servizi demografici. Io ho trovato una situazione pessima, ho rinforzato i servizi demografici. Oggi le carte d'identità in una settimana vengono rilasciate, si richiede appuntamento entro una settimana, viene dato, per cui ritengo di aver fatto del mio meglio, di essermi spesa senza risparmiarmi sotto tutti i punti di vista, sotto quelli umani, sotto quelli economici, sotto quelli morali. Io ci tenevo a fare questo comunicato con i cittadini, perché io con i cittadini ho avuto dei rapporti, io devo dare conto solo ed esclusivamente ai cittadini. Se la politica mi vuole fare fuori perché altri inneschi sono inneschi che a me non interessano, per cui andrò avanti. E adesso lancerò anche un'altra iniziativa, perché non ho smesso di fare politica, la farò senza colore politico, una proposta che farò ai parlamentari locali di qualsiasi colore politico, una proposta di legge a normare l'aspetto delle donne vittime di violenza sotto il profilo dell'inserimento lavorativo, perché l'indipendenza economica di una donna è il riscatto della violenza subita. Un'altra cosa che voglio dire: io purtroppo non sto molto bene, quindi se qualora ci sono dei giornalisti che oltre quello che ho detto hanno necessità di farmi delle domande o di avere altre cose spiegate, io resto completamente a loro disposizione, perché voglio essere limpida dall'inizio alla fine. Ringrazio ancora l'amministrazione, saluto i miei colleghi a cui voglio sinceramente bene, perché mi sono legata. Voglio bene anche al sindaco, avrei voluto essere più appoggiata e sostenuta dal sindaco, perché ho dato molto a questa amministrazione. Io mi sono alzata anche con la febbre per andare a firmare le delibere di giunta quando non c'era il numero legale, perché quando un impegno si prende seriamente, come quello che ho preso io. E sicuramente non mi andava di dire che andavo via perché il mio lavoro, no, io il mio lavoro ho messo la commessa a tempo pieno proprio perché mi sono dedicata a tempo pieno alla città. Intervista all'ex ministro democristiano Calogero Mannino del nostro direttore Arturo Cantella. Non posso non farle una domanda sull'attuale situazione politica, no? Mi sembra abbastanza... Colgo l'occasione per approfittare, insomma, una sua valutazione su ciò che sono questi primi giorni di Giorgia. C'è un governo che ha ampia maggioranza, è il governo scelto dagli elettori italiani. Non ho preferenza e simpatia per il movimento politico rappresentato dall'onorevole Meloni. Devo riconoscere che la persona si è diportata con notevole misura e notevole capacità, ha grandi problemi davanti a sé. Spero che abbia tutte le forze per affrontarli e per dominarli. Non sono problemi semplici, non bisogna essere impietosi, bisogna anche lasciare che il tempo consenta
bisogna affrontare le circostanze per quelle che sono. Di rimbalzo non posso farle una domanda che è ovvio sul governo regionale, anche lui nuovo, di nuova vita, con nuove presenze anche all'interno di un movimento di centro che è la Democrazia Cristiana, la nuova DC di Cuffaro. Mi auguro che sappia lavorare bene, perché la Sicilia è arrivata a questa scadenza carica di problemi che sono anche drammatici. Lo si vede anche dalle cronache, no? La Sicilia è una terra nella quale è difficile il collegamento con Roma e con Milano, cioè con l'Italia, con la nazione alla quale si appartiene, con lo Stato con il quale si appartiene. Ecco da dove si deve cominciare. Auguriamoci che ce la sappiano fare. La questione del caro voli per la Sicilia e dei pochi voli a disposizione per i siciliani. L'ITA, l'ex Alitalia, assecondando le vivaci proteste del presidente della regione che ha annunciato denuncia all'antitrust ipotizzando un cartello di interessi tra ITA e Ryanair, ha aumentato i voli però solo per 3 giorni a ridosso di Natale. Renato Schifani commenta la decisione della compagnia aerea ITA di aumentare i voli verso la Sicilia, è un'iniziativa di cui prendiamo atto, certi che sia la conseguenza delle proteste evidentemente fondate e legittime che abbiamo sollevato nelle scorse settimane. Tuttavia una misura che riguarda solo i 3 giorni a cavallo di Natale non può certo dirsi una soluzione strutturale a un problema che si trascina da troppo tempo. Il caro voli è destinato a ripresentarsi dopo questa breve parentesi. I siciliani che stanno pagando prezzi proibitivi per conquistare un biglietto da e per l'isola continuano ad essere di fatto cittadini di serie B rispetto al resto del paese. Antitrust contro le maggiori società fornitrici di energia per modifiche illegittime dei prezzi. Le imprese dovranno sospendere l'applicazione delle nuove condizioni economiche mantenendo o ripristinando i prezzi praticati prima del 10 agosto 2022. C'è il servizio. Sono circa 2,66 milioni i consumatori che hanno subito aumenti ingiustificati di prezzo delle bollette da parte delle autorità energetiche, per i quali l'antitrust adesso chiede la sospensione. Lo si legge in una nota dell'autorità nella quale si annuncia l'avvio di 7 procedimenti nei confronti delle principali società fornitrici di energia elettrica e di gas naturale sul mercato libero, che rappresentano circa l'80% del mercato. Le imprese dovranno sospendere l'applicazione delle nuove condizioni economiche mantenendo o ripristinando i prezzi praticati prima del 10 agosto 2022. L'antitrust ha così avviato 7 istruttorie e adottato 7 provvedimenti cautelari nei confronti di Enel, Eni, Era, A2A, Edison, Acea ed Engie per presunte modifiche unilaterali e illegittime del prezzo di fornitura di energia elettrica e di gas naturale. I consumatori, i condomini e le microimprese interessati dalle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche sono oltre 7 milioni. Sotto la lente dell'autorità sono finite le proposte di modifica del prezzo di fornitura di energia elettrica e di gas naturale e le successive proposte di rinnovo delle condizioni contrattuali in contrasto con l'articolo 3 del decreto legge 9 agosto 2022 numero 115, il cosiddetto aiuti bis, convertito in legge numero 142 del 21 settembre 2022. La norma sospende dal 10 agosto fino al 30 aprile 2023 l'efficacia sia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura, sia delle relative comunicazioni di preavviso, salvo che le modifiche di prezzo si siano già perfezionate prima dell'entrata in vigore del decreto stesso. Questi interventi, spiega l'antitrust, vanno ad aggiungersi ai 4 procedimenti istruttori e agli altrettanti provvedimenti cautelari adottati nei confronti delle società Iren, Dolomiti, Ion e Iberdrola
e fanno seguito a un'ampia attività preistruttoria svolta nei confronti di 25 imprese, dalla quale è emerso che circa la metà degli operatori interessati ha rispettato la legge, evitando di modificare le condizioni economiche dopo il 10 agosto 2022, ovvero revocando gli aumenti illecitamente applicati. Alle 7 società viene contestata la mancata sospensione delle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche inviate prima del 10 agosto 2022 e in seguito le proposte di aggiornamento, di rinnovo dei prezzi di fornitura di carattere peggiorativo, giustificate sulla base dell'asserita scadenza delle offerte a prezzo fisso. Ad Acea viene anche contestata l'asserita efficacia delle comunicazioni di modifica unilaterale del prezzo di fornitura perché inviate prima dell'entrata in vigore del decreto aiuti bis 10 agosto 2022 e non perfezionate prima della stessa data. Sulla base dei dati forniti dalle stesse imprese risulta che i consumatori, i condomini e le microimprese interessati dalle comunicazioni di variazione delle condizioni economiche sono 7.546.963, di cui 2.667.127 avrebbero già subito un ingiustificato aumento di prezzo. Le imprese dovranno quindi sospendere l'applicazione delle nuove condizioni economiche, mantenendo o ripristinando i prezzi praticati prima di quel famoso 10 agosto. Inoltre dovranno comunicare all'autorità le misure che adotteranno al riguardo. Entro 7 giorni le imprese potranno difendersi e l'autorità potrà confermare o meno i provvedimenti cautelari. Ci spostiamo adesso a Porto Empedocle perché il sindaco Calogero Mortello ha convocato la stampa per comunicare dei temi molto delicati alla cittadinanza che riguardano degli aggravi in bolletta. Vi mostriamo però l'integrale dell'intervista realizzata dal nostro direttore Arturo Cantella alla fine del telegiornale. Spaccio di droga allo Sperone di Palermo, 31 arresti, business da quasi 2 milioni l'anno, blitz dei carabinieri all'alba, ricostruita l'organizzazione di turni di lavoro da 12 ore di pusher e vedette, pagati rispettivamente 100 e 50 euro al giorno. La contabilità, secondo quanto accertato dagli investigatori, era affidata alle donne. Vediamo. La storia continua ad essere questa. Un pezzo della periferia orientale di Palermo resta infatti ostaggio degli spacciatori. A piazza Ignazio Calonna, il cuore dello Sperone pusher, gestivano un vero e proprio supermercato della droga tutte le ore del giorno. L'anno scorso era già scattato un maxi blitz, ma l'azienda della droga si è fermata solo per alcuni giorni, poi le attività sono riprese senza sosta e questa notte i militari dell'Arma della compagnia Piazza Verdi hanno fermato altre 31 persone. Fra gli arrestati ci sono 2 nuclei familiari, marito, moglie, madre, fratelli e sorelle. Purtroppo sulla droga continua a fondarsi l'economia di parte delle periferie palermitane e i bambini stanno a guardare. I pusher non si nascondono, piuttosto agiscono davanti a loro. Le telecamere dei carabinieri hanno ripreso gli spacciatori in azione accanto a piccoli che giocavano come se quell'attività criminale fosse lecita, la cosa più normale al mondo. Le indagini dei carabinieri del comando provinciale diretto dal generale Giuseppe De Liso, coordinate dalla procura, hanno portato a 14 misure in carcere, 17 invece ai domiciliari. Per 8 indagati è scattato l'obbligo di firma. Gli acquirenti arrivavano da tutta la provincia per acquistare lo stupefacente, cocaina, hashish, crack. I prezzi degli spacciatori dello Sperone erano più bassi rispetto a quelli di altre zone della città. Anche l'azienda della droga ha le sue strategie di marketing. In prima linea c'erano le donne che si occupavano della contabilità e anche della conservazione dello stupefacente. Le indagini della compagnia Piazza Verdi, guidata dal capitano Agnello Falco, raccontano soprattutto il grande giro d'affari degli spacciatori dello Sperone, 1.800.000 euro all'anno. Adesso agli arrestati vengono contestati 1.650 episodi di spaccio. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto.
Il cortile Antinoro, suggestivo angolo del centro storico di Favara, adiacente ai più famosi 7 cortili di Farm Cultural Park, rivive grazie all'associazione Arte Fare, con il mercatino di Natale, i laboratori del riciclo e il presepe vivente. Era lì per noi Giuseppe Moscato. Il cortile Antinoro, suggestivo angolo del centro storico di Favara, adiacente ai più famosi 7 cortili di Farm Cultural Park, grazie all'associazione culturale Arte Fare, rivive in questi giorni la magica atmosfera del Natale. All'interno dell'antico cortile di origine araba è stato allestito il mercatino di Natale con simpatiche e originali proposte di artigianato artistico, tutto rigorosamente fatto a mano. Allestita una collettiva di pittura, proposti dai laboratori del riciclo creativo e un suggestivo presepe vivente. Non mancano momenti di degustazione di pietanze tradizionali come la cuccia di Santa Lucia e intrattenimento musicale con neni e canti natalizi. Una città che rivive, un centro storico che si rianima grazie alle tante associazioni, centri culturali, comitati spontanei di quartiere che hanno dato vita con il patrocinio e il coordinamento del Comune e del Consiglio Pastorale Cittadino a un Natale di fede e tradizione popolare. Quest'anno siamo alla quinta mostra mercato dell'artigianato artistico. È un vecchio cortile dove sono nata io e dove hanno vissuto i miei nonni e i miei genitori. In questo posto, come dico sempre, c'è il mio cuore. Voglio ricordare e fare rivivere questo posto creando appunto tante iniziative. Qui abbiamo la sede della nostra associazione appunto culturale Arte Fare. Siamo un'associazione di artigianato artistico che ogni anno, anche nei periodi estivi, organizziamo dei mercatini di manufatti artigianali. Abbiamo visto tante belle bancherelle, naturalmente in tema natalizio ma non solo. Sì, assolutamente, qui facciamo anche delle coffe siciliane, del corredino ricamato a mano, dei tamburi fatti tutti dall'inizio alla fine, curando la pelle di capra, facendo pure delle decorazioni pittoriche. Quest'anno abbiamo anche invitato il Giardino degli Artisti di Amelia Russello, che ci hanno donati dei bellissimi quadri dove hanno rappresentato tutti gli abitanti del cortile. E poi ho visto anche una iniziativa, diciamo così, ambientale, praticamente un'arte del riciclo. Assolutamente, noi abbiamo risistemato questo cortile usando tanto materiale di riciclo, infatti noi quest'anno abbiamo fatto anche dei laboratori di riciclo creativo con le scuole sia di Favara che di Agrigento. Sono anche loro che mettono le mani, insomma, che realizzano qualcosa, dei veri e propri laboratori. Assolutamente, abbiamo fatto dei piccoli laboratori per i bambini delle scuole elementari e anche delle scuole materne. Abbiamo fatto un riciclo creativo con i bidoni dei detersivi e li abbiamo fatti diventare delle maschere tridimensionali. Quindi l'invito è quello di venire qui in cortile Antinoro per rivivere e riscoprire il passato. Assolutamente, abbiamo invitato anche oggi i bambini dell'Anvas e stiamo facendo anche la cuccia, che è un piatto tipico delle nostre tradizioni siciliane per il giorno di Santa Lucia. Loro oggi saranno qui con noi, verrà anche Don Caro Gerolo Bello a benedire la cuccia e ci saranno anche dei grandi musicisti come Graziano Mostruto, Salvatore Sciacca e Giuseppe Ruzzella, che faranno una piccola novena di fronte al nostro piccolo presepe che abbiamo organizzato, un po' meccanizzato e un po' diciamo vivente. Tu che vati da lui.
anche chi, affascinato da Cortile Andinoro e ricordando anche la sua gioventù trascorsa qui a Favara, ha avuto anche una vena poetica particolare. Sì, ho scritto infatti una poesia intitolata Oi come ieri, perché ho voluto mettere in evidenza i collegamenti che ci sono tra un presepe che rappresenta i valori universali della pace, dell'amore, e la vita che si svolgeva dentro questi cortili, dove abitavano tante persone che avevano dei problemi quotidiani legati anche alla sopravvivenza, perché erano gli anni della guerra e del primo dopoguerra, e si arrabattavano per poter cercare il sostentamento, per poter vivere ogni giorno, eppure avevano tanto rispetto gli uni per gli altri. Quindi è importantissimo vivere conservando sempre e apprezzando i valori dell'amore, che non tramontano mai, sono sempre attuali. Tra gli stigi brilla la cometa tutta d'oro, pari Betlemme o Cortiglio Andinoro. Una volta sto posto era vivo e popolato di tante famiglie che rispettavano lo vicinato. C'era Antonia di Crucivannuzzo che diceva la vita è bella, Ive veniva da Germania, era un trivolo di vaneggia. C'era zia Felicia che teneva l'allegria, con lo cori contenti, era un giullaro di sta via. Manutenzione della rete stradale provinciale. Il Genio Civile di Agrigento lavora per pianificare la fase esecutiva della strada Mare Monti. Arturo Cantella. Al via la progettazione esecutiva della strada Mare Monti. A seguito del perfezionamento delle procedure per l'accertamento delle somme in capo al bilancio della Regione, pari a circa 3.300.000 euro, in attuazione alle direttive del dirigente generale del Dipartimento Tecnico della Regione Salvatore Lizio, l'ufficio del Genio Civile di Agrigento ha formalmente consegnato al raggruppamento di professionisti aggiudicatario capogruppo Technical SPA di Verona il servizio della progettazione esecutiva dell'importante arteria che collegherà alla viabilità principale la strada statale 115, la 118, i comuni della provincia di Agrigento ricadenti nella fascia centrale dei Monti Sicani, come Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Cammarata, Cianciana, Lucasicola, San Giovanni Gemini, Santo Stefano di Quisquina e Villafranca Sicola. I professionisti incaricati hanno sottoscritto ieri il verbale di consegna del servizio, dovranno eseguire quindi la progettazione esecutiva rispettando il cronoprogramma redatto dal Genio Civile di Agrigento, che si articola in 3 fasi. La prima, i 90 giorni si svolgeranno le indagini geologiche e geotecniche, i successivi 150 giorni dovrà essere redatto il progetto esecutivo. La terza fase, infine, i professionisti incaricati avranno ulteriori 60 giorni per adeguare gli elaborati ed eventuali prescrizioni introdotti dai soggetti competenti durante la conferenza dei servizi per acquisire i pareri di rito propedeutici all'approvazione del progetto. Il tutto si svolgerà quindi entro 300 giorni dalla data di ieri. Siamo orgogliosi, afferma il capo del Genio Civile Rino Lamendola, di offrire il nostro contributo all'attività del neoeletto governo Schifani e in particolare all'assessore al ramo, onorevole Alessandro Aricò, in linea con le politiche di rilancio delle infrastrutture a servizio della viabilità interna ben avviate dal precedente governo Musumeci e dall'assessore Falcone. Nel corso degli ultimi 3 anni il regime di sussidiarietà nei confronti dei comuni e del libero consorzio comunale, continua Lamendola, abbiamo infatti eseguito lavori di manutenzione di un notevole pacchetto di strade interne come la SP12 Naro Campobello, la 32 Ribero Cianciana, la 35 Portello di Sciacca Lucca Sicola, la 88 collegamento tra la strada provinciale 36 e la 47, infine ad Agrigento, continua Lamendola, siamo intervenuti con lavori di ripavimentazione di via Luca Crescente, via Crispi, via Leonardo Sciascia, l'importante arteria che collega il centro abitato con l'ospedale San Giovanni di Dio, con la strada provinciale 15, mentre a Canicattì abbiamo eseguito il restyling delle vie Monsignor Ficarra, Regina Margherita, Vittorio Emanuele e Carlo Alberto dalla Chiesa. Ricordiamo che i lavori della Mare Monti, il cui importo stimato ammonta a complessivamente 123 milioni di euro, riguardano la realizzazione di una carreggiata
di tipo F1 con un tracciato molto regolare rispetto a quello attuale che impone termini di percorrenza molto lunghi. La careggiata sarà larga 9 metri più gli spazi laterali che varieranno in ragione della sezione tipo. Ad esempio i vadotti, 9 quali saranno di nuova realizzazione, sono previste banchine larghe 1,50 m per lato per una larghezza complessiva di 12 metri. Coppa Italia di eccellenza, la semifinale di ritorno, Akragas Don Carlo Misilmeri, il servizio di Carmelo Lentini. Dopo 3 giorni si replica Akragas Don Carlo Misilmeri, questa volta per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. Si tratta di una gara da dentro o fuori. La compagine palermitana del tecnico Utero, rimasta nell'Agrigentino per concentrarsi meglio a questa nuova sfida del Seneto, è un leone ferito e cercherà in tutti i modi di vendicare la sconfitta che gli ha fatto perdere posizione in classifica e una imbattibilità che durava da ben 14 giornate. Entrambe le squadre hanno ripreso la preparazione, Akragas a Fontanelle sull'asciutto del sintetico e Don Carlo Misilmeri al Totò Russo di Aragona e non più come ipotizzato prima a Favara. Di certo questo pomeriggio si prospetta una nuova battaglia campale su un campo, si spera, più calpestabile e meno inzuppato. Al momento bocche cucite su entrambi i fronti, per cui ancora non si parla di rotazione negli schieramenti, anche se alcune squalifiche in Coppa condizionerebbero i tecnici Terranova e Utro a rivedere obbligatoriamente gli organici da mandare in campo. Dovrà infatti scontare e saltare una giornata di squalifica il difensore biancazzurro Dario Neri, mentre da parte misilmerese non ci saranno Cossentino, Pellegrino e Sino. Nella gara di andata, giocata a Misilmeri, l'Akragas si impose con un gol di scarto realizzato da Desiderio Garufo direttamente dalla bandierina, che è l'autentico leader della compagine biancazzurra. Questa nuova sfida della Seneto, fischio d'inizio ore 14:30, verrà diretta da un trio proveniente dalla sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. Si tratta dell'arbitro Gaetano Milone, più gli assistenti Andrea Calanni e Salvatore Nigrelli. Ed ora spazio a ciò che ha detto il mister Nicolò Terranova dentro gli spogliatoi alla vigilia di questo match. Mister, Akragas e Misilmeri ancora di fronte, ma questa volta per un posto in finale di Coppa Italia di eccellenza. All'Esseneto domani pomeriggio una partita che si preannuncia combattuta, si parte dall'1-0 per l'Akragas, risultato ottenuto nel match di andata. Che tipo di partita ti aspetti? Sicuramente diversa dalle due precedenti, anche perché adesso non fanno più testo per via del fatto che questa è una partita da dentro fuori. Credo che la partita sarà una partita equilibrata, una partita dove entrambe le squadre tenteranno di aggiudicarsi il posto in finale. Affrontiamo un avversario forte, un avversario sicuramente ferito dal fatto che domenica ha perso contro di noi, un avversario duro a morire, un avversario di carattere che ha recuperato tante partite negli ultimi minuti dei tempi durante il campionato e che domenica nonostante tutto è rimasto in vita fino al 90°, quindi sappiamo che domani dobbiamo mettere qualcosa in più, anche perché è un avversario che ha fresca nella mente la sconfitta domenica e quindi per noi sarà un ulteriore stimolo per fare bene. Quanto pesa per voi il golletto di vantaggio? Non deve pesare assolutamente, ho sempre avuto la fortuna da quando alleno di preparare queste partite sempre con 2 risultati e credo che la formula migliore sia quella di giocare a vincere. Se pensi di poter gestire 1-0 fino alla fine, secondo me potrebbe essere l'errore fatale, quindi entreremo in campo per fare la nostra partita, poi è chiaro che se il risultato non si dovesse sbloccare dobbiamo essere pure bravi a gestire l'emozione della gara. Tatticamente, tecnicamente, che Misilmeri ti aspetti? Misilmeri che farà la partita, costretto a fare la partita per provare a raggiungere la finale? Mi aspetto 2 squadre che sicuramente si conoscono meglio per via del fatto che si sono affrontate nell'ultimo periodo già 2 volte, quindi secondo me sicuramente tutte e 2 cercheranno soluzioni diverse.
chi sarà più bravo a trovare le soluzioni, le contrapposizioni giuste, passerà il turno. Quanto ci tenete a raggiungere la finale? Tanto perché c'è fame di vittoria, c'è fame di successo. Ho detto domenica dopo la partita che attorno a quest'Agres c'è grande aspettativa e noi non dobbiamo mai deludere. Io vi saluto e vi lascio all'intervista integrale realizzata dal nostro direttore Arturo Cantella al sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello. A presto. Sindaco, le ragioni di questa conferenza stampa oggi che riguardano sicuramente l'IMU, la Tari, tante cose interessanti. Questa conferenza stampa è stata voluta perché è necessario fare innanzitutto chiarezza su un aspetto importante che è quello della Tari. In questi giorni è già arrivata a qualcuno, ad altri arriverà nei prossimi giorni, la bollettazione relativa alla spazzatura per l'anno 2022. Già qualcuno ha ricevuto le bollette e ha riscontrato un aumento del 30%. È chiaro che in questi momenti, in questi periodi di grande difficoltà, l'aumento del 30% è apparso a molti come dire, una mannaia che in questo momento non era dovuto. Però per fare chiarezza su questa vicenda è necessario partire da lontano. Perché è necessario partire da lontano? Perché sembrerebbe che questa amministrazione, questo Consiglio Comunale si sia svegliata una mattina e abbia deciso di aumentare la spazzatura. Questo non è assolutamente vero. Questa amministrazione e questo Consiglio Comunale ha voluto fare chiarezza e mettere un punto fine a quella che era una cattiva gestione amministrativa di quest'ente, in modo particolare riferita alla questione della spazzatura. Io ho una serie di documenti che dimostrano la verità dei fatti che vi sto per raccontare, perché è necessario parlare con le carte e non semplicemente con le chiacchiere come fa qualcuno, in modo tale da fare chiarezza su tutta la questione. Io mi sono insediato nel mese di ottobre 2021 e uno dei primi atti che ho dovuto affrontare è stato uno sciopero dei netturbini che non ricevevano lo stipendio per circa 2 o 3 mesi arretrati e che non avrebbero percepito nel mese di dicembre neanche la 13ª mensilità. È chiaro che tutto questo era dovuto al fatto che purtroppo il Comune non era nelle condizioni di pagare le mensilità di ottobre, novembre e dicembre. Perché? Perché non aveva effettuato un calcolo corretto di quello che era il costo del servizio nel corso dell'anno. Ed infatti a marzo 2022 il Consiglio Comunale di Porto Empedocle, in modo molto responsabile, ha approvato un debito fuori bilancio di circa 700.000 euro. La delibera è la numero 28 del 25 di marzo 2022, ha approvato un debito fuori bilancio relativo all'anno 2021 per 700.000 euro nei confronti della Real Marina, la società che si occupa dello spazzamento e della raccolta dei rifiuti. Perché? Perché nel corso degli anni in questo palazzo di città non si è provveduto ad un calcolo del costo, perché la Tari, come voi sapete, è una tassa per lo spazzamento, la raccolta e il conferimento dei rifiuti che è a totale carico del cittadino. E se non viene effettuato il calcolo in modo corretto, è chiaro che alla fine dell'anno la capienza del capitolo per il pagamento dei costi che riguarda sia la raccolta sia il conferimento non coincide al costo reale. Ed infatti questo malcostume nell'operare degli anni passati non riguarda soltanto il 2021 e quindi la delibera del 2022 del Consiglio Comunale che ratifica il debito di 700.000 euro, ma riguarda anche anni passati. Tant'è vero che alcuni consiglieri attualmente presenti ed altri che invece non ci sono più ma erano nel Consiglio Comunale precedente hanno approvato nel corso degli anni una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Questo perché? Perché purtroppo, e
la documentazione è chiara, purtroppo non hanno fatto, o lo hanno fatto in modo sbagliato, un PEF, che è il piano economico finanziario, che riguarda il costo complessivo, il costo fisso stabilito dal costo dell'appalto fatto 7 anni fa, che è un costo fisso tranne la percentuale di indicizzazione prevista per legge, ed un costo variabile che è il costo delle discariche. Hanno semplicemente appostato in bilancio una posta forfettaria di circa 3 milioni, poi non si riesce a capire come mai, per quanto riguarda il costo, come mai nel 2016 il costo della spazzatura era di 3 milioni 650 mila euro e arriviamo al 2021 con un costo di 3 milioni e 74 mila euro. Questa è la dimostrazione che, non avendo fatto il PEF, il piano economico finanziario, hanno semplicemente appostato in bilancio una somma forfettaria che non copriva il costo. Questo che cosa ha determinato? 2 gravi conseguenze. La prima, che abbiamo, e tuttora vi sono, una serie di decreti ingiuntivi da parte delle discariche ed un contenzioso in corso anche con la Real Marina per un rimborso di 200.000 euro di interessi e sanzioni, ed abbiamo tutta una serie di decreti ingiuntivi e di richieste da parte delle discariche che ci chiedono il pagamento di somme degli anni passati che non sono stati pagati perché, non avendo appostato in bilancio le somme necessarie, è chiaro che queste rimangono scoperte. Somme che non sono un paio di migliaia di euro, parliamo di 100.000 euro, parliamo di 2.800.000 euro che la Regione siciliana ci chiede, aveva già chiesto nel 2018 ma nessuno ha risposto, e il 22 novembre 2022 la Regione siciliana ci scrive dicendo: vi abbiamo scritto nel 2018 che volevamo restituiti i 2,8 milioni che avevamo dato per ripianare i debiti della spazzatura e che ad oggi non ci avete dato. Quindi la Regione siciliana ci scrive e ci dice: entro 30 giorni dovete darci 2.800.000 euro. È chiaro che quando noi abbiamo fatto il PEF l'abbiamo fatto mettendo insieme i 2 costi, il costo fisso delle ditte su un appalto partito 7 anni fa ed il costo variabile delle discariche. È chiaro che la differenza è del 30% nelle bollette, che sono i 700.000 euro che annualmente questo Comune riconosceva come debito fuori bilancio e che ha determinato 2 aspetti. Un aspetto che è quello di aggravare i costi per questo Comune tra spese legali, interessi e sanzioni da parte delle discariche e delle ditte che avanzano e pretendono giustamente quello che gli spetta, ed una cosa ancora più grave, che il Comune, avendo depauperato il bilancio comunale con soldi che erano destinati ad altre finalità, perché potevano essere fatti altri servizi come il servizio disabili, il servizio delle scuole, la manutenzione delle scuole, non è stata fatta nel corso degli anni, perché ha dovuto stornare circa 700.000 euro anno per anno a coprire il costo della spazzatura. Quando oggi finalmente noi abbiamo fatto una cosa che lo sappiamo che è impopolare, ma il rispetto delle regole. Noi non siamo stati votati per nascondere sotto il tappeto la polvere, noi siamo stati votati e siamo stati eletti, questa amministrazione con il Consiglio Comunale, per rimettere in piedi ed in moto questo Comune. Sappiatelo che al di là dei proclami, al di là dei selfie, al di là dei video che qualcuno si fa o dice cose false, quello che è stato trovato in questo Comune nel corso degli ultimi mesi e delle note che sono arrivate a questo Comune da parte delle imprese, questo Comune ha accumulato nel corso degli anni non so quanti debiti, ed invece di fare chiarezza e di rimettere le carte a posto si è nascosto tutto, perché si è pensato che il nascondere facesse meno male rispetto che affrontare la realtà. Quindi è chiaro che l'utente, il cittadino che si vede arrivare una bolletta della spazzatura con un aumento del 30%, è chiaro che salta dalla sedia. Però noi non avremmo fatto un servizio alla città e alla comunità empedoclina se avessimo continuato a nascondere il costo reale, sacrificando quelle somme che sono necessarie per fare altri servizi, perché nel corso degli anni
i servizi indispensabili, quelli del trasporto dei bambini disabili, la manutenzione delle scuole, la manutenzione delle strade ed altri servizi, non sono stati fatti, o se sono stati fatti in maniera molto esigua, perché purtroppo i problemi non sono stati affrontati, sono stati messi da parte e nascosti. Noi non vogliamo nascondere nulla. Lo so che noi abbiamo un problema di comunicazione con la città, noi non ci svegliamo la mattina facendoci self e dicendo alla città sono qua e tutto va bene. Noi ci alziamo la mattina alle 8 e lavoriamo per questa città. E i problemi che ci sono in questa città, e i problemi economico-finanziari che ci sono, lo sapevamo, stiamo cercando di metterli a posto per fare in modo che questo comune riparta senza avere problemi economici finanziari. Quindi il problema della Tari, che è uno di questi, perché il piano economico finanziario che è stato predisposto non riguarda solo esclusivamente un calcolo fatto da questo comune, ma è stato trasmesso al lato GESA, la SRR, che è l'organo deputato all'approvazione, che ha ratificato ed approvato l'importo di quelle tariffe e l'importo del servizio, che è la somma di due variabili, una fissa, che è quella del costo della Real Marina, e una variabile che è il costo delle discariche, che da quando è stato stipulato il contratto ad oggi, nel corso degli anni, percentualmente è aumentato di X. Se chi ci ha preceduto avesse avuto il coraggio, io non dico il coraggio, ma la capacità di mettere le carte a posto anno per anno, oggi non ci sarebbe stato un aumento del 30% della Tari, ma ci sarebbe stato probabilmente un aumento del 2%, che è quello dell'indicizzazione prevista per legge, perché anno 2016 il costo della spazzatura in questo comune era 3.650.000 euro. Domanda: visto l'aumento dell'energia, visto l'aumento di tutto, in 7 anni è possibile mai che il costo da 3 milioni e 6 si era ridotto a 2 milioni e 900.000 euro? Questo perché, e voglio essere, come dire, buono, probabilmente hanno sbagliato nei calcoli, ma lo sbaglio lo hanno ripetuto per tutti gli anni. Quindi, siccome noi non vogliamo perseverare sugli errori che hanno fatto gli altri, abbiamo fatto chiarezza su una questione che non riguarda l'amministrazione comunale, che non riguarda il consiglio comunale, ma che riguarda la città, e che la città deve sapere che la Tari è un servizio a costo totalmente ascrivibile al cittadino. Poi, se affrontiamo la vicenda di un servizio che rispetto a 7 anni fa, quando è stato previsto, programmato e messo in campo, non risponde più alle esigenze di una città che nel frattempo ha avuto un percorso diverso, e questo è un altro aspetto, e questo è un aspetto che affronteremo sul prossimo capitolato che scadrà a luglio, ma che nessuno speculi sulla vicenda dell'aumento della Tari, perché vuol dire che fa semplicemente sciacallaggio e che non gli fa onore. Quindi, quando è necessario dimostrare che non si amministra per compiacere qualcuno, si amministra per fare le cose per come vanno fatte, e noi abbiamo il coraggio, noi non puntiamo a pensare di nascondere le cose perché pensiamo di ricandidarci fra 5 anni, fra 3 anni, fra 1 anno, fra 2 anni. Noi vorremmo fare e vogliamo fare il nostro dovere finché siamo, diciamo, in questo palazzo di città, e lo vogliamo fare nel miglior modo possibile, senza cercare di compiacere qualcuno. E quindi, se è necessario affrontare un problema che sappiamo che è antieconomico, antisociale, sconveniente per molti, ma mettere le carte in chiaro è necessario, ed è necessario per tutti, perché altrimenti avremmo fatto semplicemente una cosa, sappiatelo, creato un ulteriore dissesto finanziario per questo comune, con altri 5 anni di agonia e di purgatorio, con grandi difficoltà e con grandi situazioni per quanto riguarda i precari e il personale, e per quanto riguarda tutti i servizi collaterali che ho detto sono necessari ed importanti. Quindi questa vicenda è una vicenda che ha portato chiarezza a quella che era un piano economico finanziario. Se qualcuno vuole speculare può anche speculare, ma era necessario fare chiarezza in modo tale che la gente sappia che tutto questo non è frutto
né di voler vessare qualcuno e né di cercare di avere più soldi per fare altre cose, era semplicemente per mettere le carte a posto e per cercare di cominciare anche a pagare i debiti che altri hanno creato per evitare che questo comune vada nuovamente in dissesto. Quindi io ringrazio tutti i presenti, ringrazio TVA e le altre emittenti televisive per avermi dato questa opportunità. Spero che questa conferenza stampa sia servita a qualcosa. Lo so che quando si toccano le tasche dei cittadini è un problema serio, è antipopolare, ma come ho detto e lo ripeto, siamo stati eletti per portare questo comune nuovamente sui binari che merita e non per nascondere la polvere sotto il tappeto. Grazie.